Grazie Antonio, buonasera a tutti e benvenuti per ascoltare queste parole che vi vengo a dire su un argomento che ha destato in me sicuramente desterà anche in voi una grande curiosità. Scusate un attimo che dicevo la postazione, perché devo vedere le diapositive e non mi devo dare le spalle. Ecco, le considerazioni che avevano i grandi romani della pena di morte, tutti quanti ne parlano in termini terribili, perché aveva la distruzione della persona fisica e della personalità psicologica dell'individuo. Lo sapevano tutti e questo era il suo forte di deterrenza. Avanti. E quindi vedete ancora altre considerazioni di Seneca, avanti ancora, ecco, qui inizia la nostra storia. Pilato, che di molti se ne intendeva, cosa dice? Ma cosa è successo qui? Era nel suo ufficio, lo viene a disturbare un signore chiamato Giuseppe d'Arimatea che aveva avuto simpatizzazioni con Cristo e gli chiedeva il corpo. E dice: ma cosa facciamo qui? Abbiamo crocifisso all'ora sesta ed all'ora nona. Lui sapeva che i crocifissi morivano dopo 2 giorni, 3 giorni, e Cristo, che era così giovane, morì in 6 ore, in 3 ore. Non era normale. E allora cosa fece? Inviò un centurione a controllare se veramente era morto. Il centurione, potete capire, non gli fa l'elettrocardiogramma, no? Ma lo punge con il pilum, con la spada, e dal fianco perforato unda fluxi et sangue, non solo unda ma anche sangue, e dalla ferita uscirono acqua e sangue, acqua che poteva essere una sostanza sierosa liberatasi dal sangue, e poi il sangue dovuto alla discontinuazione dei tessuti muscolari che ha incontrato. Quindi questa spada poi ha fatto una storia che racconteremo ancora dopo. Avanti. E quindi consigliò il cadavere a Giuseppe d'Arimatea che lo volesse seppellire degnamente. Ma chi era questo Ponzio Pilato così terribile? Che poi probabilmente la storia ce l'ha descritto in modo diverso, probabilmente non era manco così. Era un sannita ed era un prefetto della Giudea, sotto Tiberio, sposato con Claudia Procula, ha fatto tutta la carriera, poi Vitellio l'aveva rimosso, quel Vitellio che diventerà imperatore, l'aveva rimosso, l'aveva mandato altrove, e così aveva fatto il giro, il corso sonoro non molto glorioso. Avanti. Questa è la casa della gens Ponzia nel Sannio, avanti ancora. Ma la pena di morte in questo modo attrezzata, con la crocifissione, non era qualcosa che avevamo noi in Mediterraneo, però era nota nelle civiltà orientali, i Sumeri o Sumeri, se ne parla in letteratura 700-800 anni avanti Cristo. Il Mediterraneo con chi arriva? Con un grande vincitore, con Alessandro Magno, che l'aveva portata in zona e poi i Romani l'avevano perfezionata. Dai Romani è passata ad altri, è passata ai Fenici, e non abbiamo più notizie di questo tipo di crocifissione. L'unica cosa che può essere sovrapponibile è quella che praticavano gli austro-ungarici nei campi di concentramento, l'Aufbinden, sospendere in alto legando le mani, in maniera che il paziente non toccasse a terra. E poi lo usarono anche i soldati di Hitler, eccetera. Quindi i romani l'avevano perfezionata in modo egregio, e normalmente questa pena era preceduta dalla flagellazione, che seguiva un aperitivo praticamente, un antipasto sulle future sofferenze. Era però riservata esclusivamente agli schiavi, non ai civis romani, non ai ciber romani. E tant'è vero che voi sapete che una volta, per sedare la ribellione degli schiavi distrutti ormai, la rivoluzione di Sparta, vi ricordate quello schiavo romano? Allora sulla via importante di Roma ne avevano appeso 6.000 sull'Appia Antica. Avanti.
Ecco, vedete che le croci di diversi tipi, erano organizzate diversamente, però era fatta sostanzialmente di due parti: lo stipes, il palo diciamo che veniva affondato nel terreno precedentemente, e poi il patibulum che veniva inchiodato successivamente. Il patibulum era un pezzo recuperato, possiamo dire, perché si usava a chiudere le porte dall'interno, le porte delle case dall'interno, e in campagna abbiamo visto anche recentemente di questo tipo di serrature antiche. Avanti. Ecco, vedete, il flagellum o flagrum era una struttura abbastanza semplice: un piccolo bastone di legno, 2 o 3 strisce di foglio di corda che venivano chiamate lora, e poi alla fine delle pezzi di corda c'erano dei rossicini, dei pezzi di piombo oppure legni appuntiti che chiamavano scorpioni. Avanti. E poi operavano i tortores in coppia, perché si dovevano riposare ogni tanto, no? E questa è la visione di Mel Gibson della Passione di Cristo di cui parlava Antonio. Avanti. Ecco, i muscoli della respirazione sono questi: sono alcuni muscoli spontanei, altri attivati con intenzione, e sono muscoli importanti, e con questi noi andiamo avanti per una lunga vita. Avanti. E cosa succedeva al crocifisso? Che per tutta la giornata non faceva altro che salire sulla croce, scivolare sulla croce oppure cavalcare la croce, perché appunto, come il film materno aveva osservato. Avanti. Quindi la morte in croce era ritenuta forse la peggior condanna possibile, era terrificante, era dolorosa e dissuasiva per i testimoni, e per stillicidia e mittere anima, si perdeva la vita goccia a goccia. Avanti. Allora, molto spesso per ragioni opportune la morte veniva accelerata. Perché? Per ragioni di ordine pubblico, per intervento dei familiari che non volevano che soffrissero molto, e veniva accelerato con un colpo di pilum, come il soldato mandato del centurione mandato da Pilato, colpo di pilum al cuore, oppure fratturando i femori con una clava, perché così il paziente non poteva più risalire e quindi 3 minuti moriva per asfissia. E avanti ancora. Probabilmente il Cristo venne sottoposto anche al doping, perché normalmente i momenti nei quali il dolore era più acuto, quando inchiodavano i polsi, allora succedeva questo, che prima della manovra gli facevano bere o del vino mirlato oppure della posca, che era la bevanda del soldato, che era una miscela fatta di acqua, aceto, fino a acetoso veramente, che uovo, ed era utile nel dissettare, nel tamponare le ferite, nell'avere il dolore e nel riprendere i sensi. Probabilmente Cristo lo bevve, ma poco. Un'altra volta gli porsero con una spada un pagno bevuto di acqua e lo beveva appena perché non c'era manco la quantità. Avanti. La mirra è una sostanza che si usa in farmacia, eccetera, eccetera, e quindi è una sostanza antisettica, eccetera. Avanti. Qui inizia una parte della nostra storia. Questa è la leggiadra cappella degli Scrovegni di Padova, con questo capolavoro di Giotto. Le figure centrali: uno è un Cristo molto tranquillo, molto rilassato, e l'altro è Giuda che l'avvicina quasi ad occhi chiusi, non convinto dalla manovra. Qui inizia il tradimento, qui la storia diventa più importante, più pesante. Avanti. Allora, cosa era successo in quei giorni? Era successo che Cristo era stato sottoposto a un grande stress, sia fisico sia psichico. Fisico perché venne flagellato, la croce lo stesso, giudizio fisico e psichico, però lui soffrì molto per il tradimento degli apostoli dell'Orto degli Ulivi, soffrì molto perché vede che i suoi allievi andavano via, lo tradivano, e il tradimento non è finito più nella storia. Poi venne arrestato nel giardino di Getsemani e ci fu una lotta con spargimento di sangue, tant'è vero che Pietro, ricordate, con la spada tagliò l'orecchio di Molco, che era un servo del Sinerio. Poi ancora
Gesù subì il processo, tra virgolette, religioso nel Sinedrio e poi subì il processo di Ponzio Pilato. Ponzio Pilato probabilmente non aveva molta intenzione di condannarlo a morte, perché diceva: gli facciamo fare una bella flagellazione, lo vedranno così malinarnese e diranno di no. E invece gli uomini del Sinedrio, Anna, Caifa, Sorgello, dicevano: crucifigge. Allora l'uomo, vi consiglio l'uomo, fate quello che volete. Avanti, ecco la raffigurazione plastica della Ecce Homo, avanti ancora. Allora, Cristo subì degli avvenimenti molto carichi di tensione, molto carichi di perdite di sangue. Per esempio, subì l'ematoidrosi, che era un fenomeno conosciuto dai tempi di Aristotele. Cosa consiste? Succede che per esposizione a stress intenso e prolungato i capillari arteriosi che vanno alle ghiandole sudoripare esplodono e quindi con sudore esce anche il sangue. In certi casi si raccoglie in piccoli grumi che per la prima volta Luca chiamò tromboi, e da allora noi ce ne siamo appropriati. I trombi, che sono coaguli di sangue, si formano dentro l'alveo venoso arterioso. Quando poi questi vanno in giro diventano emboli, che ballo, lanciare lontano. Poi la flagellazione per 60 ore, con la corona di spine e con la crocifissione. Con la crocifissione dovevano stare molto attenti a non trafiggere arterie importanti. Per esempio, non pungevano qui nel palmo, sarebbe rotto, pungevano al centro del polso, perché qua c'è l'arteria radiale, qui c'è l'arteria, qui ce n'è un'altra, il polso radiale, qui c'è l'arteria lunare, arteria radiale, arteria lunare, e quindi pungevano al centro, e così anche al piede. Dovevano cercare di evitare le arterie perché se no in un minuto se ne andava e non soffriva più. Vado avanti. Ecco, vedete, questi sono esempi fotografici di ematoidrosi. Sangue e coaguli che esce dai pori sudoripari. Avanti. Questo è il flagellum descritto anche prima. Avanti. La corona di spine e la sofferenza di Cristo sempre più visibili. Sono avanti. Quali sono gli eventi che riducono l'ossigenazione in croce? Sono molteplici. Intanto la posizione viziata, non è che uno possa mettersi libero e come al suo agio. Il paziente doveva puntare i piedi, cercare di sollevare le braccia, ispirare e poi espirare, ma questo costa una sofferenza notevole, con l'impegno di tutti i muscoli respiratori e anche degli ausiliari. E poi in addome si raccoglieva una grande quantità di sangue per stasi e quindi quello non partecipava ovviamente alla circolazione. Avanti. Allora, Ambrogio Lorenzetti, questo è un dipinto molto bello, meraviglioso, direi, però storicamente è imperfetto, perché vedete che il Cristo porta la croce e invece non portava la croce, portava lo stipes, la parte superiore della croce. E siccome il centurione capoguardia aveva visto che il Cristo non era tanto in forma, se sarebbe voluto prima sarebbe stato sanzionato. E allora prese un cittadino che passava lì, Simone di Cirene, e gli dice: questo lo prendi tu. E gli diede il patibolo a Simone di Cireneo e Cristo continuò la sua marcia di circa 1 chilometro senza peso. Avanti. Ecco, percorso circa 1 chilometro, in parte in salita, il patibolo pesava circa 40 kg, la croce intera pesava quasi 1 quintale a seconda del legno di cui era fatto. E poi portavano anche il titus, che era la motivazione per chi doveva essere crocifisso. Avanti. Ecco, la strategia importante è questa qui. Perché? Perché venne crocifisso all'ora sesta e all'ora nona se ne andò. Cioè, praticamente mezzogiorno e alle 3 morì. Non era normale, perché Cristo era giovane, 33 anni. Oggi diremmo che era allenato a camminare, era in training,
perché aveva girato avanti, aveva girato la Galilea a piedi, la Samaria, la Giudea, arrivato quasi in Felicia, morì in 3 ore invece che in 2 o 3 giorni. Questo fa presupporre, questo fa raddrizzare le orecchie al cardiologo e dice: questa è una morte acuta. La morte acuta sono gli infarti normalmente, però anche per lui l'infarto non poteva essere assoluto così avanti, perché vedete, questa è un'arteria nelle diverse decade di vita, da 10 a 60 anni. Vedete che a 30 anni la terza, l'immagine dell'endotelio, della parte della tappezzeria dell'arteria è buona, non c'è nulla. Vedete invece alla fine che c'è una grossa placca calcifica, si rompe il cappuccio fibrosio, come vedete qui c'è una piccola emorragia, poi si formano un trombo che chiude l'arteria e quindi l'infarto si crea in una zona solo. Però lui era giovane, non poteva avere queste cose qui, quindi deve aver avuto un infarto da stress, come diciamo noi. Lo stress, con lo stress cosa succede? Si produce adrenalina e noradrenalina in quantità eccezionale, per cui le arterie coronarie che vengono sottoposte a stress si chiudono. È un'occlusione di tipo dinamico, non meccanico da trombo. Avanti. E quindi vedete, le cause di morte sono queste: asfissia da esaurimento, ma non è il caso di specie perché era appeso da 3 ore. Shock ipovolemico d'anemia, questa va bene sempre perché era stato flagellato, aveva perso sangue. Febbre vulneraria, sapete qual era? Questa succedeva spesso. Quella febbre che si liberava da quei frusti di tessuti che erano stati trattati dalla flagellazione, poi venivano assorbiti e si sviluppava questa febbre dalle ferite, vulnus ferita. Oppure tetania, la rottura di cuore non è normale, perché la rottura di cuore avviene in un anziano che ha avuto altri infarti, al secondo, al terzo infarto sarà in ospedale. L'infarto di cuore potrebbe essere il tamponamento cardiaco dell'emocricardio, però si formano piano piano. Questo è arrivato in poche ore. Avanti. Allora, l'infarto normalmente succede per un trombo che chiude l'arteria o per un vasospasmo, come quello che sto pensando io. Una struttura particolare, una particolare evento di questo qui è il Takotsubo, un termine giapponese, che sapete cosa vuol dire? La trappola per polpi, per polpi. La trappola per polpi che veniva usata dai pescatori, adesso vi faccio vedere. Avanti. Ecco, è la sindrome del cuore infranto, la malattia dell'abbandono. In genere colpisce le giovani donne per separazione, licenziamento dal lavoro, eccetera. Avanti. Ecco, vedete, questa è l'immagine, questo è il vaso, il corpo che è dentro, perché il cuore assume una forma pollosa, che è stretta alla base, tutto il centro e l'apice si è sfiancato completamente, come questa trappola. Avanti. Ecco, vedete, il cuore normale è quello lì, il primo, il cuore in cui c'è una dilatazione in tutta la parte centrale del cuore, è la malattia del Takotsubo, che è una scoperta che risale al 1992, perché allora i giapponesi avevano trovato questo discorso e loro hanno trovato anche che normalmente veniva tutto da capo, si riusciva a prendere, c'era restituzione integro, diremmo, dai, si guariva, diciamo, se le condizioni delle arterie erano distrette. In certe volte non c'era più da fare. Avanti. Ecco, vedete, anche qui un'immagine radiologica, vedete che è tutto sfiancato e qui si stringe un attimo, ma poi si sfianca nuovamente. Avanti. Ecco, i giapponesi fanno il Takotsubo, se l'avessimo vista nel Mediterraneo avremmo parlato di Medusa, che è un'immagine molto elegante per significare lo stesso problema. Avanti. Quindi la causa di morte cardiaca elettrica, tachicardia ventricolare, fibrillazione, la sistolia, ma queste le avevo già superate, sono la cosa terminale. Avanti. E quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato.